E a questo punto vorrei che, se lui è d'accordo, vorrei che Joseph ci recitasse, come sa fare lui, dalla Pocede, da un libro che è stato pubblicato a cura del Centro Studi Diomedici Lucio Tesauri, a cura di Antonio Di Domenico, appunto l'inizio, credo, proprio del poemetto, del canto primo del poemetto La Pocede. Sì. Una voce che ne stava afflitta, senza più forza e senza più appetito. Ci va lavata, ci sentiva vita e Boccia la mandava veduta. Non importava proprio più di niente e manca di su casa anche alla gente. La debolezza che poteva essere che l'avessero fatta la fatta. Ci aveva sentito pure due messe sotto la gente scura della zona che affereva di due pizzi alle parti. Sotto la tua cella. Dobbiamo tradurre cosa vuol dire sotto la tua cella, vero Sergio? O lo capiamo? Dovremmo tradurre. Almeno quello, sotto la tua cella. Sotto la gonnella scura di una bigotta che offriva a Dio quel pizzico nelle parti, zitto. Si capisce. Questo per chi non conosce il dialetto garganico. E passiamo all'altro poemetto, una volta in bisecola, cioè potrebbe significare cola una volta sola si impicca, e sarebbe una favola che fa parte di una tradizione molto radicata nelle nostre terre meridionali. E quella musa dialettale di Luciani ancora sorride in questo poemetto che è un po' la favola, e in particolare la favola di Nicola Baialardo, scialacquatore di ricchezze, caduto in disgrazia e risorto alla saggezza grazie ad un tentato suicidio. Favola Nicola che ripete antiche trame narrative popolari e più dotte attenzioni di gusto, addirittura da Shakespeare all'allegoria medievale di Everyman a Morgante del Pulci. Con tanta goduta cucina espressiva e tecnica, qui usa il nostro Joseph il distico a rima baciata, che è difficile non assimilarlo all'allegra brigata di tanta letteratura dialettale. In questo libro Tusiani raggiunge, malgrado le contaminazioni letterarie, innesti dotti, la tecnica più antica, una sua vena di umori forti, di unchiate comiche, di allusioni sanguigne, che affondano nella lingua aspramente realistica dei vicoli e dei bassi di un lontano mondo contadino. La tendenza al gioco, al divertissement misto di erudizione e di tradizione popolaresca raggiunge in questa ulteriore prova di Tusiani un sapiente dosaggio di bilancia e dà il testo ad una lettura piacevole ed efficacemente evocativa. E a questo punto potremmo anche far leggere al nostro Joseph un'altra pagina, appunto tratta da Cola. Qui. Eccolo. So che scegliere anche. Possiamo scegliere la parte finale. Canto ottavo di questa parte finale. Ecco, siamo al punto, canto ottavo, in cui Cola, ormai sull'astrico, presagisce in sogno un triste epilogo della sua vita. Via, buona gente, via, facite l'aria. Io sono l'ufficiale giudiziario e questo è il scerro comune. Veniva a sequestrare una piglione prima che ci fa scurda e ci fa tardi gli averi di Nicola Baialardo. La gente finca casa, già sprofonda. Gesù, non c'è mai vista tanta fonda. Sono tutti curiosi di vedere quindi che Cola poteva tenere. Mondiale del scerro e di facchino. Ma dove sta un bello signorino? Forse per l'unisciore le colline c'è innallucciato in qualche nera grava o c'è imbarcato per qualche nava. Madonna mia, fa tanta impressione, con tutte spalancate di portone. Gli ali, le scimmie, le indiane, le scerre e facchine,
mobili romane sopra un marciapiede allineato, e spricchiate il sofà, quadre incasciate, e poltrone, e rama, tanta rama, e poi stagione di valore e fama. Povera cola, che brutto vestito, e qui tu letto, e proprio non da avuto, che brutte sonne. Tutte sbattute, povera cola, ce ne veglia, suda come sudava tu porca di Giuda quando guasciava a Cristo a mezzanotte e dice: cola è viva o cola è morta, e pensa: questo sonno traditore vuole un po' mescantamente il cuore, quindi che mi sta proprio succede. Le bene mie sono un marciapiede e tanta volte che mi maledice la faccia del caro non pulisce. Ed in tutta voce chi ci stava? Ci stava Paris. E questi Eva e gli segni che mi ha morì, non mi ha fatto la volontà di lui. Il grande rammarico perché Due rotonde asperità garganiche, Monte della Donna e Castel Pagano, che volgarmente viene detto Castello. L'una all'altra di fronte è separata dalla piana dell'Alto Tavoliere. Non so se conoscete diciamo, la geografia di quei luoghi. Tusiani riprende un vecchio progetto steso in inglese nei primi anni 60, è rimasto inedito, The Bridge of Leather, che spero di aver letto bene. Cosma, correggi. Joseph, correggici. Benissimo. La terra d'origine gorgoglia con le sue memorie d'anticanti e trova qui ancora l'agile travaso da una lingua all'altra, a conferma della particolare disposizione plurilinguistica dell'autore. Tusiani dunque entra ed esce da una lingua ad un'altra, dagli orizzonti dell'Occidente plana sulle nature carsiche del suo sud e ne riacquista distinto la voce. Sul mondo della donna, specie su quello di Castelpagano, aleggia il fantasma di un fosco medioevo, folto di fortezze torreggianti, di fragori di armi, di torce che bruciano come le passioni. Questo mondo lontano si agglutina attorno al più misterioso dei sentimenti, l'amore. Permette all'autore di scegliere per questa sua opera gotico-romantica gli accenti e le tonalità del melodramma. In questo senso, Le Pont del Sola, pur non rappresentando una novità assoluta nella produzione di Tusiani, si impone e per l'audacia compositiva di ben 10 canti, finora il libro dialettale più folto, organizzati in sonanti e decasillabi, e per l'ingegnosità della trama. Il principe Amarante, per coronare il suo sogno d'amore, promette impegno ad Antea un ponte lunghissimo di cuoio che unisca le vette montuose dove stanno i loro regni. Pegno meraviglioso e terribile. Per ricavare il cuoio necessario a tante imprese è necessario scannare tutti gli animali, ovini e bovini a disposizione. Naturalmente scorrono fiumi di sangue ed esaltano quel cuoio. Così come lui che arma la mano di ignoti che bruciano il cuoio ormai pronto. Non resta ai due amanti che il sogno. Il ponte non sarà di cuoio ma di sole, e il dialetto gioca felicemente sull'equivoco delle parole sola, sole. Sarà un arcobaleno dal quale i due, credendo di poter terminare, precipiteranno nel sottostante baratro. Si svolge così il destino crudele delle illusioni più nobili, degli ideali di eternità e di beatitudine. A questo riguardo possiamo riprendere magari sempre da questa antologia una parte del Ponte del Sola, eccolo qui, ed è proprio l'inizio che credo che sia molto interessante, il canto primo, questo frammento. Gestiva un castello forte e bello sopra la cima del Monte Gargano, che mo Pighis Castello si chiama, quanto era forte. Aveva reso studio con questa sponda a 300 tramonti, quanto era bella, accalata da sole, alle pasture di ali di anguglia, pareva niente di 100 carare, tant'era le sfisce e le finestre che ci arrobavano il cielo al lumato. Munna ne rende nel soffonda di scende, luce ne pelle nel sopra castello. Si tratta di una
pagine. Avevo preso lo Bondasola, però evidentemente ci ha ingannato il fatto che il foglio è andato via, quindi è stata questa un'altra cosa. Va bene, possiamo continuare. Allora, possiamo andare senz'altro alla prima compagnia. Nell'anno successivo è la prima compagnia sarebbe Libro di un ideale pellegrinaggio alla grotta di San Michele a Monte Sant'Angelo, fatto nell'eccezionale compagnia di San Francesco d'Assisi. Riprendendo un vecchio testo poetico in italiano degli anni 50, Lo Speco Celeste, Tusiani sembra qui identificarsi letteralmente con San Francesco, sulla scorta di una leggenda che vuole il santo di passaggio sulla via dei Romei che vanno a Monte Sant'Angelo. E non a caso San Francesco si ferma a San Marco in Lamis, fa sosta nel quartiere della Palude, il quartiere dell'infanzia e dell'adolescenza del nostro autore, si aggrega poi alla compagnia, cioè al gruppo di devoti che armati di una croce e di uno stendardo compiono il lunedì della terza settimana di maggio il loro viaggio garganico verso Monte Sant'Angelo. Il viaggio è accompagnato da portenti e da scenette esilaranti, gioiose, stimolate soprattutto dal personaggio di Fra Leone, una sorta di Sancho Pancia. Il significato del pellegrinaggio di Tusiani forse sta nel riattraversare il cammino della vita, ritrovare l'essenzialità del messaggio cristiano, riportare tutto ai punti salienti del mistero della natura di Dio. Tutto questo lo si può fare solo abbandonando le ambiguità, le ambizioni, il gioco delle parti, ritornando limpidi dopo che il fiume che noi siamo si è arricchito delle impurità del percorso e si è intorpidito, si è macerato sulla pietra, si è confuso col fango, si è nascosto tra i cespugli sulle rive. Arrivare significa semplicemente fare i conti con la propria umanità primigenia, risentire pura e forte la propria anima. Ecco, e potremmo riprendere il discorso sulla prima compagnia, sperando di non sbagliare più. Ecco. San Francesco è frate di ora al libro su Monte Gargano. Santo Francesco, noi urna remoto, all'ucarcare nostri e veloci, tutti i cuccioluzzi del cielo, ce ne sono subito attivate che ievano da una maniera, dove il santo mandato da Dio. La prima diciamo di Santo Francesco oggi stava a fracì e rispondono tutti la di uccello, volante, svolante, scende che prende, belle piernette, si muove già l'umpore, alla pediglia, la svignata. L'accompagnava nato francesco, che ci chiamava zii frate Leone, e tutti e due spiavano il turno meraviglioso e senza niente dice, tutti di rose, sciurutto, di rose, tutti di patte cucchi, bianche e rosse, sovagliare e fronte a saputo. Leggo una pagina sul pangotto che il pangotto è San Francesco benedice il frate la lezione morale. Allora, appena San Francesco c'è cirbata con la tovaglia che struscia le mani, poi spiangere e fa sta bella predica. Lupa di cotte e metti della scuola e quanta cosa potevo imparare, curraire, caciglie, cicuriette, che cocce e faccioline, se ne mangi una a solo, ci sono buone, ma sono meglio pulite, frate mio, viene a cucire la vita, ci vuole sempre su questa terra amore e compagnia, e è andata cosa vestita a pensare, all'occhio da tavolina che metti sopra tutte le cose che cucite. Sì, l'occhio crudo che mettete sopra è come io raffalarette cola e la grazia di